Visibilmente commosso ieri il neosindaco di Porto Empedocle Calogero Martello alla cerimonia di insediamento, il suo primo giorno tra festeggiamenti di quanti lo hanno sostenuto, di amici e parenti, presso la sala del sindaco che ha potuto contenere solo una minima rappresentanza. Quindi la proclamazione ufficiale di insediamento da parte del segretario generale del comune, l'accettazione della carica del neosindaco, il discorso di Ida Carmina che ha voluto sottolineare brevemente le cose maggiormente fatte durante la sua amministrazione, un periodo brutto vista la pandemia in corso e che sta lasciando un comune pulito da un punto di vista amministrativo e contabile, insomma i conti a posto. Almeno la soddisfazione di aver aver operato bene mi è stato riconosciuto un po' da tutti. Certo si può sempre fare di più, io sono una perfezionista e non mollo mai e quindi vedo quello che ancora avrei potuto fare. Avrei voluto raccoglierli io i frutti di tanto lavoro, ma sono convinta che il nuovo sindaco, che è persona per bene, con i suoi collaboratori riuscirà comunque a portare avanti bene le cose. Quindi il discorso del sindaco Martello che ha ritenuto a sottolineare come la campagna elettorale è finita e che ora bisogna andare avanti tutti insieme e cooperare per gli obiettivi della città di Porto Empedocle. Non nascondo l'emozione, è chiaro che indossare la fascia del primo cittadino di una città come Porto Empedocle è sempre una grande emozione. Un'emozione che è chiaro comporta anche un grande obbligo nei confronti di questa città, di cominciare a lavorare per il bene della comunità, della gente che vive in questo paese e di chi vorrà venire a visitare la città di Porto Empedocle. Alla cerimonia visibilmente commossi presenti il padre del sindaco Natale, la moglie Patrizia e il figlio. Lei è il papà, un emozionato, qualcosa ci vuole dire gentilmente? Si aspettava un domani che suo figlio diventasse sindaco di Porto Empedocle? Ci ha sempre creduto. Io ho creduto sempre alla forza di mio figlio. Quale raccomandazione dargli da padre a ora sindaco? Ma io non ho niente di dare raccomandazioni al sindaco perché lui sa quello che fa. Aspettava questa vittoria, una campagna elettorale sofferta, insomma un punto di arrivo anche per la politica di suo marito? Sì, lui ha lottato, ha lavorato tanto per arrivare a questo punto e sono veramente contenta che ce l'abbia fatta perché penso che per la città sia una buona risorsa, una buona... Si è rassegnato ora a non vederlo perché sicuramente i ritmi di suo marito insomma, non saranno più quelli di prima. Eh sì, questo è il retro della medaglia, fa parte, abbiamo comprato tutto il pacchetto, quindi... Ecco, una battuta al figlio, cosa dire a papà, sei emozionato, insomma le sue impressioni? Emozionato no, perché alla fine di già ho elaborato quello che è successo, però più avevo proprio voglia di vedere questo palazzo e basta, niente di che.